interessa rimarcare due aspetti. Il primo è quello di metodo, perché finalmente l'attuazione di sistemi come il workshop, che permettono dal basso, anche per superare alcuni problemi logistici, permettono di individuare nel merito il problema e approfondirlo in maniera operativa e concreta. Così come abbiamo il nostro primo problema, perché come diceva giustamente il Presidente Murgia, noi dobbiamo promuovere un unico prodotto Sardegna, però dobbiamo anche capire da cosa è composto esattamente questo prodotto Sardegna, perché se non partiamo da chi siamo e da cosa abbiamo, difficilmente possiamo realizzare una produzione turistica seria.